Buonasera, iniziamo le interviste con Tommaso Battaglin dell'Hockey Breganze. Una partita molto importante perché avete mantenuto la testa della classifica. Adesso vediamo il Correggio stava pareggiando con il Tiene. Finito in pareggio. Finito in pareggio, molto bene, quindi siete da soli adesso in classifica in testa. Partita difficile anche perché il Trissino con 6 punti ad un punto solo poteva impensierirvi, invece come è andata vedendola, Diciamo giocandola insomma? Siamo entrati cattivi il primo tempo, facendo secondo me un ottimo primo tempo, giocando di squadra e difendendo molto bene, mentre un secondo tempo nel quale siamo calati, credo sia fisicamente ma anche mentalmente, perché abbiamo visto che il Trissino comunque continuava a spingere. Sì. E noi tra che non riuscivamo a buttare dentro la pallina nel secondo tempo, tra che loro perdevano fiducia, insomma, il secondo tempo è stata dura, ma l'importante è che abbiamo vinto la partita. No. A noi interessava quello. Diciamo che almeno la sensazione così dalla nostra postazione era che voi mantenevate un po' il risultato senza tanto affondare, senza rischiare. Il Trissino però ha avuto un possesso di palla maggiore nel secondo tempo e una velocità incredibile, forse le due armi che il mister Boscaro ha detto di mettere in campo ai propri giocatori. Sì, tra che noi veniamo da un paio di settimane nelle quali ci mancava la pista, quindi ci siamo allenati. Anche questo è vero. Sì e no, quindi il fisico magari ci è un po' calato. Tra che il Trissino si spingeva, diciamo è stato serie dei vinti che hanno portato il Trissino a giocare un buon secondo tempo. Ma direi che potreste essere contenti almeno per l'inizio, perché siete partiti in campionato, siete partiti in una maniera impeccabile, insomma, no? Per il resto noi siamo contenti per come sta andando, solo che siamo molto autocritici e cerchiamo sempre il meglio. Certo. Bene, ti ringrazio Tommaso, in bocca al lupo per le prossime gare e a risentirci. Grazie, arrivederci.